Allora lei è uno che va dal dottor, no? Dottor, mio problemi in bocca, mi visita la bocca, mi fa male in bocca e mi versi a bocca. Oh, Madonna, ma ti sei tutto infiammato in bocca? Ti sei pieno di placche, tutta rossata, guarda che gua rossata che te ha, Madonna. Ma mi scusi, dottor, cosa che ho? Ah, l'aita qua, l'aita che vuole delle pastiglie e dei giose da sor al manco per un mese e non mettere più niente in bocca. Ma come non mettere più niente in bocca? Ti sei tutto arrossato, infiammato e podria fare infezione. L'unica soluzione è che al manco per un mese, se te vuol mangiare, te deve mangiare pardadrio, pa il cul. Pardadrio? Pa il cul? Sì, caro mio, guarda che ti avrà problemi qua, caro mio. Ma com'è che faccio, mi? Ah, lei ti ciapa un imbuto, una impiria, te mette su per ladrio e lì te deve mangiare, caro mio. Guarda che ti qua te avrà problemi, adesso te faccio la ricetta. E che fa la ricetta, cado va a casa a sperare, no? Va in farmacia, c'ho le giose, pastiglie, e va a casa con sto imbuto là, e passa un giorno, una settimana, e passa 15 giorni, passa 20 giorni, passa il mese, non finito, e torna dal dottor. Oh, buongiorno dottor, Salo, mi son qui, o si ricorda? Ah, mi ricordo di te, ma guarda che ben che te vedo. Sto ben, grazie. Madonna, ma te che ha fatto anche un bel colorito? Sì, sì. Madonna, ma che tu butta su? Qualche chilo per caso? D'occhietti che l'ho buttato di su, sì. Ma fammi vedere in bocca. Sta fermo. Ah, ma te vedo guarito abbastanza bene, dai, resta qualcosetta, ma te vedo bene. Grazie a lui, all'odorà, qui giù se l'hai pastiglie e mi hai fatto veramente bene. Oh, ma stato fermo sì o no? Su cacarega, stato senta fermo sì o no? Mi scusi, dottor, sono io parlato l'ultimo toc de pan.